il mondo alla rovescia. E questo è il mondo alla rovescia. E su qua la chiudiamo proprio. Questo deve essere un meme per forza, creato a bella posta per divertirci, perché non è possibile. Si ferma a 8 la striscia di partite Juve senza gol subiti, ma resta nella top 10 della storia. Cioè... Amici bellini, siamo ancora un po' in brodo di giuggiole, ammettiamolo, perché vi avevo promesso varie ciliegine. Chi mi segue anche su Telegram, insomma col canale Telegram, le ciliegine non finiscono, perché questo risultato è storico e ce lo dobbiamo godere. Quindi passiamo ai meme, ma cominciamo. Allora, non è Max DM Co, per esempio, benvenuto sul canale come tutti i nuovi iscritti, lasciate tanti like, perché alle volte questi video che prendono un po' bonariamente in giro, perché poi i meme sono così, sono bonari, a volte fa sorridere anche quando sono al contrario, quando si prende in giro se stessi. La nuova generazione dei social, per esempio l'admin di TikTok del Napoli è fortissimo e lo apprezziamo tanto. E vedevo l'altra volta anche l'admin del Monza che ha fatto un TikTok praticamente quasi contro, a prendere in giro per l'autoironia un giocatore suo con Petagna che ride. Insomma, è una nuova generazione di comunicazione che esiste nel mondo, e quindi noi passiamo con un Abrabam tattico direttamente alla situazione del telefonino, perché direttamente dal telefonino, così facciamo più presto. Ne ho raccolti qualcuno, sicuramente qualche meme mi sarà sfuggito e voi me lo potete commentare. Potete suggerirmelo nei commenti, molti me li hanno mandati su Instagram. Insomma, questo è dal gruppo degli abbonati, che li abbiamo cercato di raccogliere il più possibile, e andiamo pure il Lecce quasi meritava probabilmente di vincere, ma con l'Inter, però il Milan ha perso. Però oggi ce ne andiamo live, quindi voi siete già pronti. Se vi avete visto questo, perché poi alle 12 allora, il primo meme non è un meme, ma praticamente sono tifosi della Juve che si lamentano. È un meme, perché si lamentano che Osimhen, il pugile, dai, non è stato espulso, perché secondo loro quella cosa dove lui salta e prende di striscio Locatelli doveva essere espulso. E poi dicono pure, certo, ma noi non siamo napoletani, non ci appelliamo. E niente di meno, hai fatto stu post su Facebook, non ci appelliamo, ti stai appellando. Anche questo è un meme. Andiamo a vedere. Questi sono, praticamente, oramai il 5 e l'1, cioè oggi è il 15 gennaio, quindi 1, 5, 15 gennaio del 2023. Poi dobbiamo stare attenti, e qua eviterò audio, perché magari vengono segnalati. Lasciate like, perché questo video potrebbe essere demonizzato. Ci sono tifosi della Juve disperati in famiglie napoletane. Crede che i giocatori, questo non è un meme ma è una cosa vera, perché gli hanno detto Spalletti potranno soffrire di ansia. Siamo fragili mentalmente? Dove sta? Eccolo qua, fragile mentalmente. No, creda, l'ansia gliela faremo venire noi a lei. Ripeta, bravo, bellissimo questo. Altani, che ovviamente non sempre a twittare sul Napoli. Era bellissima questa immagine di Di Lorenzo con Elmas che giocano a poker, il Napoli cala il pokerissimo. Da un lato il sogno erotico di tante persone, dall'altro Diletta Leotta. Questa è una situazione bigone, praticamente. Farà il mercato per i siti, non si capisce, è il massimo. E questo è un bellissimo diciamo un A4 che era nello stadio, ed è bello perché questi tifosi hanno creduto in Elmas da prima. Vedete che la maglietta non è quella di quest'anno né quello dell'anno scorso, è ancora la maglietta K, quindi bravi a chi ci ha creduto subito. Questa è una cosa di Troisi che quando veniva intervistato all'epoca del Napoli prima in classifica, dice: ma perché ma essere sempre destinati a soffrire? E no, si può anche fare, possiamo anche vincere una volta tanto. È Insigne che piange.
Sono degli estratti di alcuni dei tifosi illustri del Napoli. Vediamo Callecon, vediamo Kat, la moglie di Mertens, Lorenzo Insigne, lo stesso Cristian Maggio che dice chapeau, Fosiculam, straordinario, ma tantissimi, El Kaddouri, tantissimi giocatori. Buonasera Peppe Brescia, però Peppe e Brescia, questo si poteva fare pure un po' meglio. Lapo che parlava della partita prima e diceva che vabbè, quello che diceva non ci importa. Buonanotte. Le donne più importanti della storia, ovviamente le riconoscete: Madre Teresa, la regina Elisabetta e la mamma di Kvara. Scorsi e ricorsi storici del 5-1 di qualche anno fa, e poi si cresce e si vede un altro 5-1. Gazzetta dello Sport che titolava così qualche giorno fa, perché comincia un altro campionato. Questo è bello, questo non è un meme, ma è bello vedere che, vi ricordate che a Firenze il bambino tifoso del Napoli si è dovuto togliere la maglietta del Napoli per... non esiste, tifosi fiorentini che non ammettono una cosa del genere tra di loro, mentre a Napoli tranquillamente i tifosi della Juve possono indossare la maglia della Juve, vedere la partita insieme a tifosi del Napoli, ce ne stanno anche altri e non succede niente. Quindi bisognerebbe riflettere prima di dire certe cose. Il Milan pareggia a Lecce e scivola a -9, campionato chiuso. E risponde anche Herbert Ballerina: dopo la sosta inizia un nuovo campionato. Questa favola che ci hanno voluto ripetere così. Spalletti è buffo? Gio Pesci, e qua parentesi cinema. Rifiuti speciali, prendi 5 paghi 1. Bergomi, questo deve essere un meme, perché io non posso pensare che Bergomi abbia detto effettivamente Napoli è paradossalmente la squadra più in difficoltà di questo 2023. Mi sembra un po' strano, forse l'ha detto, va contestualizzato sicuramente. Comunque a me, a parte quella scivolata con l'Inter, non ci siamo sembrati un po'. La hitmap, e questa si commenta un po' da sola, così. Vabbè, questo non è un meme, stava succedendo. Varie pagelle che non leggiamo perché sono troppo lunghe. Il Napoli 15 punti fatti su 18 in 6 scontri diretti. Ricordiamo la vittoria con la Lazio, ricordiamo la vittoria col Milan, Simeone. Ricordiamo la vittoria con la Roma, con l'Atalanta. Con il Milan, con l'Inter si è perso, ma con la Juve si è fatto. Guardate come sono più equilibrati i risultati con le altre big del campionato, ma la Juve veramente l'abbiamo distrutta. Era il 1990, durante la gara di Supercoppa battemmo la Juventus 5-1, ho rivisto lo stesso Napoli, un Napoli consapevole delle sue enormi potenzialità, a tratti devastante, ha spazzato letteralmente via la Juventus. Urliamo a bassa voce, il nostro sogno continua, piedi fermi a terra, forza Napoli sempre, grande Pinuccio, taglia la tela Batman. Vabbè, anche gli XG poi erano più alti con la Sabadoria, ma vuol dire che abbiamo il gesto di Kvaratskhelia, perché poi si è parlato anche di questo, qualcuno voleva mettere Tizzani, ha fatto silenzio alle critiche. No ragazzi, questa è perché lo ha fatto anche con la Juve, ma è un gesto che lui fa spesso, e lo ha fatto anche all'epoca del Liverpool, quando nessuno si sognava di dirgli assolutamente niente. Noi siamo innamoratissimi di Kvara e all'epoca stava facendo sfraceli. Qualcuno può aver avuto dubbi di forma nell'ultimissimo periodo del ritorno dall'infortunio, ma lui fa così spesso, fa pure il gesto calma, sto qua tutto a posto. È una cosa che lui faceva anche in Russia probabilmente, quindi non c'è nessuna polemica nei confronti nostri, assolutamente. Un video stranissimo. Poi quando si allarga l'intelligenza artificiale praticamente strappa la maglietta e Kvara che balla con i dirigenti della Juve. Tra l'altro ragazzi, è stata una settimana tosta per la Juve, perché il Napoli vince con la Juve primavera dopo i calci di rigore ed era la Coppa Italia. Il Napoli stravince la squadra degli adulti e poi si vince anche ancora con la primavera in campionato con la Juventus. Veramente una settimana ottima per noi. Lui è un tifoso della Juve, non lo facciamo perché poi non so nemmeno i copyright e le cose. Lui però indossa
la maglietta del Napoli perché dice però vedi porta fortuna la maglia del Napoli quando gufiamo il Napoli. È uno spettacolo questo video, ma non ve lo posto perché non si può fare. Kvara raggiunge 1 milione di fan sul suo Instagram, il Napoli ha circa 3 milioni, un terzo. Kvara è un terzo del Napoli a livello di social. Sto ragazzo è una superstar e ho visto anche un video molto bello di tutti i palloni che ha toccato con la Juve, le azioni belle e anche le azioni dove non è riuscito a sfondare. È un giocatore che è visto da tutto il mondo ed esalta un pochino tutto il mondo, ce lo dobbiamo godere. Questa è un'azione della Juve primavera che calpestano, perché proprio così. La Bobo TV che parla del Napoli non possiamo fare, questo ne prende 5 in una volta, vabbè, sono discorsi. Poi questa è la roba di report che non posso ovviamente farvi vedere e farvi ascoltare, però ci divertiremo, quando parla report vanno fino in fondo e ci sono novità che aspettiamo sicuramente nell'ambito dell'inchiesta Prisma. Belle le parole di Politano che dedica tutta la vittoria alla piazza, questa vittoria è per Napoli città. Il napolista che parla del New York Times che elogia Allegri, ma non lo so, per Bacco lei il capoccia, non c'è dubbio. Mitico Arek, se non si fosse rotto i menischi sarebbe stato solo la palla destra di Osimhen invece della quarantena. Giuseppe Rossi che si complimenta con il Napoli, si tolga barba finta e cappello, dice Spalletti. E poi qua vediamo Solt Beh che sta sempre in giro, sta in tutte le situazioni, bello Calleti che guarda il Napoli. Si parlava dell'esultanza di Kvicia quando fa lettere georgiane, ovviamente. Qui ancora roba di report. In generale questo è un recap della stagione del Napoli che ci sta togliendo tantissime soddisfazioni. La faccia di Spalletti è quanto dire. 5-1. Diego in realtà qui diceva nel documentario, ne faccio 6. E questa è la parte 2 di un video che è stato creato Kvara che si stava preparando alla partita, e questo l'ho postato io nel gruppo degli abbonati, che l'era Agnelli come presidente della Juve si chiude nel peggior modo possibile con i 5 gol presi. Era l'ultima partita dove lui era ufficialmente presidente della Juve, non si poteva chiudere così, e lascia il CDA. 5 gol subiti a Maradona che mandano in fuga il Napoli e rendono amaro l'addio del presidente. Il Napoli batte la Juventus, la famosa scena degli schiaffi. Non ci hai capito niente, non ci hai capito niente. Bellissimo, spontaneo lo stadio San Paolo Maradona che parte con queste luci da telefonino, una roba straordinaria. Juan Jesus leader vero, solo un capitolo bellissimo, ma la storia è ancora lunga e noi vogliamo arrivare a leggere l'ultima pagina. Bravi miei compagni, complimenti a tutti. A me sono piaciute molto le reazioni di chi poi non è stato protagonista in campo. Juan Jesus è uno di questi che si dimostra leader vero, anche se non gioca, partecipa alla gioia dei compagni, li aiuta sicuramente in allenamento e fa parte di questo, è una parte seria di questo gruppo ed è molto importante. E stesso dicasi per Zedadka, perché Zedadka viene aggregato al gruppo e non gioca praticamente mai, serve da sparring partner per gli allenamenti, ma si sente parte del gruppo. Fantastici, senza parole. Questa è la mia squadra, serata perfetta, forza Napoli sempre, grazie a tutti voi per il sostegno, siete formidabili. È bello anche leggere questi messaggi di chi gioca pochissimo. Elmas che posta la partita a poker con il capitano, e qua sì, ho aspettato 50 anni per riprendermi questa rivincita. Il Pampa con un capello particolare, figli di abbonati che incontrano Meret, che dobbiamo ricordare, grande protagonista. Qua come si poteva parlare di fuorigioco in questa cosa non si può sapere. Allegri, meglio perdere una partita con il punteggio 5-1 che perdere 5 punteggi così. Allegri spende cose che diceva Boskov tantissimo tempo fa. Il vicepresidente che fa il 5, sai, con la maglietta De Laurentiis che lo presenta, che era presente in tribuna, e questo ci fa piacere perché dobbiamo avere più VIP, gente che indossa la maglietta del Napoli e fa girare il brand a Istanbul. E quindi cut
Gulam, stai dormendo? Sì, sì, il clean sheet. Oh my god, il clean sheet. Limoni vari. Questa è la testa di Allegri. Allegri che ride con Barzagli. Ancora Calletti. Situazione il Ciada fa buchinometro. Sta impazzendo. E questa è la famosissima, oramai è diventata celeberrima, rincorsa di Spalletti con Allegri che un po' lo vede, non lo vede, fa finta, non fa finta, ma insomma Spalletti lo insegue. E addirittura c'è stato chi ha scritto che Spalletti è stato maleducato nel fare questa cosa qui. Ma la vogliamo finire? Ma veramente vogliamo vedere il mondo alla rovescia? E questo è il mondo alla rovescia, e su qua la chiudiamo proprio. Questo deve essere un meme per forza, creato a bella posta per divertirci, perché non è possibile. Si ferma a 8 la striscia di partite Juve senza gol subiti, ma resta nella top 10 della storia. Cioè, la notizia dopo il 5-1 del Napoli è che la Juventus resta nella top 10 della storia. Deve essere un meme per forza, perché non è possibile fare giornalismo così e ribaltare la realtà. Tu devi scrivere una serata disastrosa, non si è mai visto, cioè proprio entra negli annali come una delle peggiori scoppole prese dalla Juventus rispetto al Napoli, o in generale una serata da dimenticare, che i tifosi non dimenticano e non dimenticheranno. No, resta nella top 10 della storia. È una roba che non si può non si può accettare, non si può secondo me accettare. Non lo so, perché varie cose di Allegri. Insomma ragazzi, il Napoli si avvicina alle regole, Scesi no, hai rotto il cazzo. Ci vediamo live. Questo è un video strano, un po' leggero. C'è pure chi ha vinto 35.000 euro, non lo so, è tutto da confermare. Osimhen è arrivato a 12 gol. Sì, plusvalenza 1, 2, 3 da New York. Valerio Fluido è tutto, ce ne andiamo live tra pochi minuti. Se invece l'avete visto dopo la live questo video, siete comunque i miei eroi. Lasciate dei like, ci stiamo divertendo, ci stiamo godendo il percorso. Adesso Salernitana e poi ricominciare tutto da capo, perché vincere il girone di andata non serve a nulla. Dobbiamo rifare quanto di buono fatto nel girone di andata nel girone di ritorno, con un poco di margine, con un po' più di tranquillità, perché dietro si devono affannare. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.